La situazione dell'ospedale di Schiavonia è stata oggi l'occasione per cui l'azienda ha dato tutte le precisazioni necessarie. L'ospedale di Schiavonia è un ospedale ovviamente che continua a lavorare con le persone che oggi ci sono ricoverate, perché quelle continuano ad avere bisogno di assistenza. Sono stati fatti quasi 1000 tamponi e per fortuna per ora sugli operatori non ce n'è nessuno positivo, quindi questo è una sicurezza. Si sta ovviamente riprogrammando l'attività per quella ambulatoriale verso altri ospedali per consentire alle persone di avere accesso alle attività ambulatoriali. Oggi abbiamo avuto conferma che invece quello che riguarda chemioterapia e radarterapia continuerà ad essere fatta a Schiavonia attraverso, siccome è una palazzina separata, quindi un percorso autonomo, quello continueranno a essere fatte lì. Certamente sarà una situazione di disagio per i cittadini di Vo, che noi provvederemo a alleviare in ogni modo, facendo in modo che non manchi nulla a quella città, che tutti i servizi vengano garantiti, sia quelli sanitari che anche i bisogni quotidiani di quelle persone, e ora poi leggeremo il decreto legge che fino a prima dell'inizio della riunione non era ancora stato pubblicato. È attesa la pubblicazione quando? Io penso in giornata di oggi. Quindi già da oggi scatterà il blocco? È un decreto legge, poi ci dobbiamo un attimo organizzare, ora vedremo. Cosa prevede il piano operativo? Il piano operativo prevede la cinturazione del comune, non c'è altro, quindi gli abitanti, i cittadini di Vo non potranno allontanare, non potranno uscire o entrare persone in quell'ambito comunale. Prevede lei ha detto che non mancherà neanche una busta di latte ai cittadini di Vo. Come verrà organizzata l'approvvigionamento alimentare? Oggi pomeriggio alle 4 è convocato il centro coordinamento soccorsi. Il comune di Vo ha già aperto da subito un COC, un centro di coordinamento comunale, quindi quello sarà la via come per qualunque emergenza di protezione civile, quello saranno i canali attraverso i quali verranno soddisfatti, rappresentati e soddisfatti i bisogni. Poi ci organizzeremo col comune per fornire ovviamente canali di ingresso per gli approvvigionamenti, perché il negoziante di Vo dovrà appunto la busta di latte riceverla, se no non la potrà vendere.